E dunque Federico Turrini, atleta livornese targato Esercito, bronzo ai campionati europei di Eindhoven, novembre 2010. Quell'occasione è stato anche finalista, quinto nei 200 misti agli ultimi campionati italiani assoluti, 22-23 dicembre scorsi. Ha vinto medaglia d'oro nei 200, nei 400 misti e l'argento nei 100 misti. Turrini subito avanti, 26,35, Giorgetti lì a 2 centesimi, 26,37, e poi Cosentino 27,03 in terza posizione. Per Federico Turrini una predilizione per la distanza doppia dei 400 misti, lo ricordiamo, bronzo ai mondiali universitari del 2007 e oro ai mondiali militari in quella specialità, lui che è militare dell'esercito. Metà gara con ampio margine di vantaggio per Federico Turrini, 56,35, Filippo Tonna in seconda posizione 59,00, ancora Cosentino in terza posizione 59,34. Federico Turrini detiene il primato della manifestazione, 2,01,51. Il primato italiano è di Damiano Lestingi, 1,55,29. Turrini detiene la seconda prestazione italiana di ogni epoca in questa specialità. Siamo ai tre quarti gara, rientra dalla seconda corsia. Intanto Edoardo Giorgetti nella rana, mentre Turrini continua a fare l'andatura. Giorgetti solido in seconda posizione, rientra anche Peric per la terza posizione. Passaggi 1.31.19 Turrini, Giorgetti 1.33.47, Peric 1.35.84. Decisamente senza avversari in questi 200 misti. Federico Turrini che va alla vittoria. Federico Turrini 2.00.65 per la vittoria, suon di primato. Edoardo Giorgetti è lì per la seconda piazza, 2.03.18. David Peric la spunta per la terza posizione, 2.04.35. Filippo Tonna beffato di poco, solo 7 centesimi, e poi Gabriele Cosentino a chiudere. E dunque è vittoria, sembrava dimenticata l'era dei primati nei meeting, ai campionati dopo il periodo dei super costumoni, e invece